sono nata al paese, sono nata nel comune da Rata e fino all'anno di 19 anni sono stata sempre a campagna e ho conosciuto la vita dei miei parenti che lavoravano nell'agricoltura e parlavano a vendere i legumi al mercato, lavoravano assai l'estate per vincere un poco più di soldi e l'inverno era un poco più duro. Allora papà per aiutarsi ha sempre lavorato e con i carretti ho cavato, caricavo i solegni l'inverno per certe persone che stavano in città e noi zittedi, era a seconda di una famiglia di 5 figlioli e come fratello, soprattutto come fratello, siamo stati sempre con papà aiutati. L'annata, oggi dico francamente, l'annata che preferisco sono dopo che sono ritirata, che mi sono messa con l'anziana e che non abbiamo sortito, che non ridiamo assai, che non ci vediamo, che non abbiamo piano da fare. Posso dire che sono così qui, mi migliore annata. Bon, non regretto mica di ciò che ho passato. Ciò che regretto, non sono mica stata fatta a città per andare a scuola come a tutto il mondo. Più che mi faceva male, era tutta questa gioventù che non sanno mica dove andare. Non sono mai soddisfatti. A 20 anni conoscono già tutto, tutto ciò che noi non conosciamo mica e non sono mai contenti di radio. È andato troppo all'estero di radio, c'è stato un cambiamento troppo da generazione, troppo brusco per rapporto a ciò che non mi conosciuto noi, pertanto non mi capisco la fa, ma no. Per riuscire ci ho lavorato, non c'ho mica di, non ho mica volontà. Perché quelli che dicono non hai mica volontà di va, non andranno mai lontano. Non è che lavorando che mi può giungere qualcosa.